Grazie. Io mi trovo in difficoltà perché avete presente il panino imbottito? Ci sono le due, è tagliato a metà e io mi trovo come in un panino imbottito. Io ho la fetta di mortadella, mi trovo tra la brillante esposizione di Enzo e a seguire l'autorevolezza dell'intervento da parte di Salvo Giacona. Quindi spero che me la cavo. Intanto vi voglio anticipare che nei 10 minuti concentrerò la mezz'ora di quello che si doveva fare. Intanto il ruolo del centro studi. A me piacerebbe partire, ma non vi preoccupate, dalla genesi. Il centro studi nel nostro multidistretto fu costituito nel 1971 dal distretto 108 L, che comprendeva a quell'epoca i club del Lazio, della Toscana, dell'Umbria e della Sardegna, con finalità appunto di analizzare e trattare rilevanti problemi di interesse associativo, di interesse sociale, etico, morale e culturale. E col centro studi del Lazio nasceva anche la pubblicazione dei quaderni dell'Ionismo e grazie all'interesse suscitato dai quaderni dell'Ionismo, ininterrottamente pubblicati dal distretto 108 L per diffondere gli atti dei più importanti convegni promossi dal centro studi, si è fatta strada un po' dappertutto l'idea di fare nascere altri centro studi. E ad oggi vi sono ben 8 distretti che hanno il centro studi. Nel nostro distretto il centro studi nasceva 38 anni fa, nell'anno sociale in cui era governatore il dottore Giovanni Marletta, quando il distretto era ancora unico, ma soprattutto nasceva per la ferrea volontà e determinazione di un grande uomo, maestro di cultura e di laionismo, il dottor Edoardo Grasso, 1973-74 governatore. E 25 anni dopo la costituzione del centro studi fu l'allora governatore Salvo Giacona, nel 2007-2008, l'anno della responsabilità di Salvo Giacona come governatore, che propose di intestare a Edoardo Grasso il centro studi del nostro distretto. Il centro raccoglie dati, compie ricerche, elabora risultati da presentare al congresso distrettuale e suggerisce al governatore programmi per l'attività del distretto. E inoltre cura la diffusione della cultura laionistica. E mi piace nell'articolazione dei vari interventi quello che ha detto Enzo Leone nel suo brillante intervento. Io credo che sia proprio il fulcro, l'essenza di quello che è l'attività che deve svolgere il centro studi. Negli altri distretti il centro studi organizzano convegni che richiamano al senso del laionismo, presentano risultati di studi su fenomeni legati al territorio. Il nostro centro studi, già dal passato recente, con la direzione del professore Giuseppe Ingrassia, è stato proiettato verso quella visione corretta e più utile per l'associazionismo, apporto di analisi di risultati che partono dalla ricerca di base all'analisi delle tendenze sui macrodati, e ciò ha fornito in questi anni elementi di conoscenza sui punti di forza e di debolezza del distretto. Il centro studi è nato per riflettere sui grandi problemi della società, sulla sua continua trasformazione dal punto di vista sociale, etico, morale, geopolitico, culturale e istituzionale, cercando di percepirne i riflessi della nostra associazione. La moderna società vuole i Lions Club sempre più inseriti nel tessuto sociale, a stretto contatto con le istituzioni e con le organizzazioni di protezione civile, volontariato, formazione e informazione. Per questi motivi non è più possibile distinguere le nostre azioni da Lions da quelle fatte da cittadino, poiché è sempre più importante
utilizzare l'esempio e l'azione più della parola e dell'immagine, al fine di far emergere le migliori professionalità e competenze, sempre al servizio di chi chiede aiuto e accanto a coloro che guidano il treno del futuro. Ecco quindi fondamentale che le nostre attività di servizio vadano portate avanti tramite un'analisi preventiva su ciò che è necessario fare per adattarci alle mutate condizioni della nostra società. La nostra storia è densa di importanti successi, grazie ai quali, anche utilizzando rilevanti raccolte di fondi, abbiamo permesso a molte persone di ritrovare una condizione di vita più serena. Dobbiamo tuttavia prendere atto che i nostri soci hanno sempre meno mezzi a disposizione, che la crisi sta riducendo i contributi che ci arrivano dall'esterno, che le quote associative diminuiscono causa la contrazione del numero dei soci e che pertanto il sistema tradizionale di raccolta fondi potrebbe non garantire gli stessi successi del passato. L'emergenza legata alla diffusione del coronavirus è ancora drammaticamente in corso in più parti del mondo, ma ciò che già appare evidente è che la pandemia avrà forti ripercussioni sulla società, l'economia e la psiche della popolazione. Simili pandemie si sono verificate periodicamente nella storia del nostro pianeta, ma la condizione globalizzata del mondo contemporaneo rende questo evento nuovo ed unico. Spesso, d'altra parte, i cambiamenti più profondi risultano solo da contingenze drammatiche che costringono le persone a riesaminare radicalmente il loro modello di vita e in questo caso potremmo beneficiare della grave situazione per elaborare soluzioni a beneficio di tutti e che trovano i loro elementi fondanti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni. Vedete, gli articoli di cui essa si compone e a cui tutti dobbiamo rifarci devono rafforzare in noi Lions l'impegno a dare più di prima concretezza agli scopi di Lions Club International, passando da una politica dell'essere a una politica del fare. Fare Lions significa infatti unire i club con vincoli di amicizia e fratellanza e questo si ricollega all'articolo 1 della dichiarazione che recita appunto tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Fare Lions significa anche promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza e questo si ricollega all'articolo 23 della dichiarazione che recita ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana. Fare Lions significa partecipare attivamente al bene civico, culturale e sociale delle comunità e questo si ricollega all'articolo 25 della dichiarazione che recita ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantirne la salute e il benessere proprio e della sua famiglia. Con il contributo dei Lions italiani per la lotta al virus e con i contributi messi a disposizione dalla Fondazione Internazionale abbiamo provveduto all'acquisto di centinaia di migliaia di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, acquisto di attrezzature medicali, oltre a finanziare attività di sostegno sociali, quali spese solidali, donazioni di prodotti alimentari e così via. Ma non possiamo fermarci a questo. Noi Lions siamo un'organizzazione che ha grandi professionalità in quasi tutti i campi, composta da professionisti, imprenditori, insegnanti, dipendenti pubblici e privati, impegnati ogni giorno a favore delle loro comunità. L'emergenza sanitaria da Covid-19 deve far sì che adesso dobbiamo mettere queste professionalità al servizio dei giovani, della pubblica amministrazione e delle imprese per aiutare la ripartenza economica del Paese. Passiamo dunque dalla cultura della donazione alla cultura della costruzione, avendo il coraggio e la forza di realizzare strutture permanenti Lions, siano essi
centri medici o strutture di supporto ai disabili, oppure centri di ascolto o negozi o scuole per i giovani o quant'altro, purché siano realizzati e gestiti dai Lions e diano di noi un'immagine migliore e un'identità che corrisponda al reale valore della nostra associazione. Solo così il mondo dei giovani e quello femminile ci seguiranno. Per far questo dobbiamo camminare tutti insieme, cercando di ben comprendere i messaggi che il nostro tempo ci invia. Questo è il ruolo del Centro Studi. Infatti, in quanto struttura permanente di informazione e divulgazione, il Centro Studi ha lo scopo di favorire una coscienza associativa tale da consentire ai soci di trovare un giusto ruolo nella complessa società moderna per stare al passo con i tempi, cercando di percepire le nuove povertà, le nuove opportunità, i nuovi rischi e le necessità del prossimo. Assieme a tutti i Lions che vogliono dare il proprio contributo culturale e sul sentiero tracciato dalla nostra storia e da tutti i governatori, il Centro Studi del Lionismo lavorerà come sempre sull'attualità della società per raccogliere i segnali di quella contemporaneità che ci invita a ben comprendere per scrivere tutti insieme il nostro futuro. Grazie.